Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale. Forza Napoli sempre. Quale squadra ha più fame di insidiare il Napoli? Le tre grandi sono state eliminate, il che è motivo di orgoglio. Allo stesso tempo, dobbiamo guardare dentro noi stessi, come l'anno scorso, pensando a migliorare e crescere. Ma è inevitabile che quando indossi lo scudetto sulla maglia, sei, per definizione, il favorito o tra i favoriti, e dobbiamo esserne pienamente consapevoli. Non dobbiamo tirarci indietro. Hai lo scudetto sulla maglia. Sappiamo anche benissimo che, dopo la corsa della Juventus, altre squadre hanno seguito il nostro esempio, e questo dimostra quanto sia difficile, ma lo abbiamo visto 2 stagioni fa, e con lo scudetto sulla maglia siamo arrivati 10º. Questa esperienza dovrebbe rafforzare tutta la squadra e far capire che non sarà facile. Dovremo essere uniti perché le cose non saranno mai facili, certo, ma questo vale per tutti. Molti vi considerano già i favoriti. Come gestite la pressione? Abbiamo lo scudetto sulle nostre maglie. Per definizione, siamo tra i favoriti, ma non possiamo tirarci indietro per paura o per nasconderci. Abbiamo fatto molto per questo scudetto sulle nostre maglie, e quest'anno dovrebbe essere entusiasmante. Dobbiamo essere tutti incoraggiati a capire come e fino a che punto lo difenderemo. C'è un passato recente che non possiamo dimenticare. Come ho detto, dobbiamo imparare dagli aspetti negativi. Ci vorrà umiltà, senza fantasie. Il lavoro è la nostra forza. L'ambiente dovrà essere molto intelligente. Vinciamo tutti o non andiamo da nessuna parte. Se finiamo decimi, finiamo decimi tutti, non solo l'allenatore, il presidente o la squadra. Quali obiettivi si è già posta l'ADL? Il presidente è molto intelligente, non mi impone obiettivi. L'obiettivo è rendere orgoglioso il popolo napoletano. Si è creata una simbiosi. Ricordo ogni partita sold out dalle qualificazioni alla Coppa Italia, nonostante tutte le difficoltà. Il popolo napoletano ha visto una squadra che, nonostante tutto, ha sudato per la sua maglia, e questo non può cambiare. Ricordate che una squadra vince sempre, e questo non significa che le altre abbiano fallito. Ha coniato lo slogan Amma faticà, e questa stagione? Appena finito il campionato, me l'hanno chiesto e io ho risposto, Amma faticà di nuovo. Potrebbe funzionare bene a livello europeo con l'aggiunta dell'inglese. Se vogliamo rimanere napoletani, possiamo dire Amma faticà ma chi assai e rimanere concentrati. Avremo delle competizioni, la nuova Champions League, la Supercoppa, la Coppa Italia, e ci stiamo preparando per competere e rendere orgogliosi noi stessi e i tifosi. Quanto è importante avere una struttura solida rispetto allo scorso anno? È significativo. In hotel ho visto la foto dell'anno scorso e ci fa riflettere sul percorso che abbiamo fatto nel nostro primo anno di ritiro. Siamo venuti qui con molti giovani, ma pochi sono rimasti. Ho chiesto alla società di vederli e valutarli, e abbiamo fatto altre scelte. Se consideriamo chi è rimasto, ne avrei contati 6 o 7. Quest'anno torniamo con lo scudetto sul petto, con tutti i giocatori confermati dall'anno scorso, e la situazione è diversa. Stanno arrivando nuovi giocatori perché a giugno abbiamo abbracciato una visione che guarda non solo al presente ma anche al futuro, e stiamo mantenendo questo approccio. Oltre a migliorare la qualità della rosa, dobbiamo aumentare il numero di giocatori a causa dei numerosi impegni. A differenza di altri club che sono stati in Europa e hanno partecipato a competizioni, non possiamo prendere la cosa alla leggera. Stiamo creando una situazione con scelte ponderate per una struttura solida e duratura, non una costruita su pali. Sulla preparazione per le numerose competizioni. Non cambia molto. Ci si prepara per la stagione. Certo, l'anno cambia perché non avremo una settimana o giorni specifici da dedicare al lavoro fisico e tattico, ma avremo meno tempo, e quando abbiamo così tante competizioni, dobbiamo sfruttare al meglio il momento anche dopo una partita e cercare di dare qualcosa a chi gioca meno. Dobbiamo riuscire ad allenare tutti, e questo era il punto di forza dell'anno scorso, e chi è arrivato stava facendo bene. Il merito va a tutti i giocatori che sono stati meno utilizzati e che erano in perfetta forma, allenandosi al meglio delle loro possibilità, nonostante lo spazio limitato. Dovremo sfruttare al massimo ogni spazio che abbiamo per allenare tutta la squadra. Napoli e Torino sono in costante contatto,
anche per assicurarsi Milinković-Savić come portiere. I due club stanno discutendo gli ultimi dettagli di questo accordo, che era già abbastanza vicino qualche settimana fa ma poi si è arenato, con il Napoli alla ricerca anche di altri portieri. Ora è tornato con Milinković-Savić. Vedremo se il Napoli deciderà di chiudere subito o se sarà necessario. Ancora un po' di pazienza. Cosa ne pensate, tifoso del Napoli? Mettete mi piace al video e iscrivetevi.